Vabbè, la prima sconfitta, cioè la prima, la sconfitta sarebbe dovuta arrivare e abbiamo cercato di rimandarla il più a lungo possibile e credo che la striscia di partite che il Cotton ha fatto in senso positivo è comunque qualcosa che ci rimane. Quello che rimane veramente sono i trofei, quindi quella è la cosa importante. Per quanto riguarda la partita di oggi, sul primo tempo abbiamo avuto due occasioni, una con Empoli che cicca il pallone e l'altra su un loro rinvio che parte, la palla va sulla traversa e Lefebvre non è pronto a respingerla. Sono due episodi che possono cambiare una partita di questo tipo, perché è una partita comunque molto combattuta, che viene decisa comunque da una giocata, da un piccolo errore che magari in quella fase, soprattutto quando abbiamo subito gol, c'è stato. Quindi è una partita decisa da questo. E noi abbiamo bisogno di recuperare un po' di giocatori perché in questo momento stiamo giocando a centrocampo con tre centrocampisti centrali, quindi le nostre caratteristiche che si basano su comunque anche quello che dicevi tu, la velocità, lo strappo, lo spunto, vengono meno perché abbiamo tre giocatori che hanno caratteristiche tra loro in parte simili, perché Empoli, Nolano e Blandino sono tre centrocampisti centrali a questo sport. Però ciò non toglie che abbiamo comunque collezionato secondo me buone occasioni, poi ovvio il secondo tempo andiamo sotto, loro giustamente fanno una partita di copertura, fanno una partita molto, molto maschia, va bene così, ci sta, abbiamo perso, rimaniamo sempre nella zona alta della classifica e poi vediamo tra qualche partita, vediamo, finiamo il giro d'andata, cioè non è che il Cotton perde e oddio adesso abbiamo perso chissà che, ci sta, va bene, nessuno più abituato a che il Cotton perda, però non facciamo drammi. Ma guarda, sull'avversario, nel senso che secondo me parla la classifica, io ho sempre guardato quello, quindi in questo momento stanno disputando un ottimo campionato e va bene così, nel senso che chi sta là davanti ha sempre ragione e quindi non è che è Flaiano Pinna che decreta se la Roma è una buona squadra o se la Roma è l'avversaria del Cotton, se Golbet non lo è più. Queste sono cose che, un po' come prima dicevi, si romanza sul fatto della sconfitta che arriva dopo così tanto tempo e si romanza sul fatto di cercare una pretendente comunque che possa dar fastidio al Cotton. Ma io continuo a sostenere che l'unico avversario del Cotton è il Cotton stesso. Una partita come oggi era tanto non la giocavamo e credo che, a parte comunque i complimenti all'avversario che porta a casa 3 punti, una parte della sconfitta comunque è dovuta anche a come abbiamo interpretato la gara noi nonostante le assenze e secondo me ci fa anche bene, nel senso che va bene così, si riparte, magari i ragazzi adesso al campo verranno un po' più avvelenati rispetto alla concentrazione, non è mai mancata, però un po' più avvelenati perché ovviamente l'esultanza per aver battuto il Cotton ci fa capire che siamo sempre noi comunque i re indiscussi di questa Lega, quindi va bene così e che poi i cavalli si vedono d'arrivo. Ma cioè, questo non lo so, nel senso che una sconfitta fa sempre bene e credo in un momento come quello che stiamo vivendo noi è qualcosa che brucia perché ovviamente finire due campioni di fila senza neanche perdere una partita sarebbe stato bello, ma ripeto, alla fine della storia dell'anno scorso sì, non è che ricordiamo che il Cotton è imbattuto, ricordiamo che il Cotton ha vinto tutto, se quest'anno si rivince come speriamo, come è il nostro obiettivo, noi scendiamo in campo per vincere la regular season, per vincere la Coppa Italia, per vincere poi i playoff, quello è quello che veramente conta, quindi ti rispondo soltanto così, alla fine i ragazzi dal primo all'ultimo che ha indossato la maglia del Cotton, noi il presidente che quest'anno fa anche mister, quindi comunque lui in prima persona, io che gli do una mano per quanto posso, Michele, chiunque c'è sempre stato a livello dirigenziale nel Cotton viene al campo per vincere, che sia con l'ultima che sia con la prima in classifica. L'anno scorso abbiamo onorato il campionato vincendo e mettendo la squadra a regular season acquisita sempre la migliore in campo per onorare il campionato e secondo me questo è il livello più alto di sportività, poi magari gli altri preferiscono guardare la sportività in altre cose, io la preferisco guardare in questo, quindi per me quest'anno adesso ripartiamo da una posizione alta di classifica e vedremo come finirà il giro d'andata per fare un bilancio, poi il bilancio finale con la regular season e vedremo un po' come sarà la nostra classifica.